La paura si può avere e non vi è nessuna vergogna ad averla in contemporanea al coraggio. Il contrario del coraggio non è la paura, il contrario del coraggio è la viltà. Non possono coesistere coraggio e viltà, ma sicuramente possono coesistere coraggio e paura. Questo va detto perché a me non piace sempre tirar fuori l'Unione Sovietica, ma che me ne frega a me che abbiamo invaso l'Unione Sovietica, siamo andati noi a uccidere i sovietici e adesso il Signore mi viene a tirar fuori la Russia. Ma qua ci sono delle responsabilità, ma c'avevamo un governo noi, o no? C'era un governo. Vero. Mi sembra che c'erano delle responsabilità o no? Perché insomma a me dà un po' fastidio questa cosa che si vuol fare di tutta l'erba un fascio, cioè praticamente insomma i fascisti si sono difesi, insomma, ma insomma qua c'era qualcuno che era il governo, che aveva un esercito. Fratelli Cervi non avevano niente se non che erano contadini che hanno con la loro intelligenza e il loro studio sull'agricoltura hanno rivoluzionato, diciamo così, il loro podere e in più vedevano che era una dittatura, questo dobbiamo dire, era una dittatura. E chi andava a votare, se non votava per loro, così me l'hanno raccontato, vuol dire quelli che hanno lavorato con me, che non erano sicuramente dei comunisti, se non avevano votato per loro prendevano le bastonate, ma queste cose le dobbiamo dire o no? Ma ci mancherebbe altro. Bisogna dirle, Margherito. No, perché sennò sembra che c'era una guerra civile, comunisti contro fascisti e buonanotte. E quindi cattivi tutti e due, sì. Diciamo che non si è buoni quando si viene uccisi, no? Soprattutto se ti viene ucciso la madre, non è che sei buono, insomma, no? Ti dovrai pure... Questo è quello che mi dispiace, sono venuto e spero di non far brutta figura. Anche perché non sono uno storico, non sono uno studioso, sono un contadino. Sono nato, mio padre Cervi Gelido, va bene? Mio padre Cervi Gelido. Sono nato un mese dopo la sua fucilazione. E ne porta, e per questo si chiama come suo padre? Ecco, sono quello là che sono nato 2 mesi dopo. Io 1 mese o 2 mesi, vabbè. Io non so fare la storia, non so... Ieri mi hanno detto leggi il libro. Non sono mai riuscito alla fine di leggere il libro dei 7 fratelli. Ieri ce l'ho fatta. Ma insomma, questa revisione della storia, non lo so, andrà bene, non andrà bene. Però insomma fare questa guerra civile come che i partigiani fosse un esercito ben attrezzato, in comunicazione con chi? Con i russi? No, i russi si sono trovati a casa mia, sapete perché? Ve lo dico io perché erano a casa mia i russi, perché erano prigionieri dei tedeschi e i tedeschi gli hanno fatto delle belle proposte, sapete, giovani studenti, gli hanno detto se combattete per noi vi mandiamo a combattere, siete liberi, se no vi fuciliamo. Allora davanti a una scelta del genere hanno fatto la scelta e poi quando sono arrivati in Italia hanno cercato di scappare e aggrapparsi ai partigiani, come hanno fatto tanti altri stranieri che erano a casa mia. Questa è la lotta. Ma c'era un potere, C'era un potere in Italia, non è che cioè, non ci fosse niente. C'era un esercito, un potere. E questo potere aveva mandato, e io ve lo dico perché questo ve lo posso testimoniare, ma credo che i signori lo sanno meglio di me, voglio dire, molti miei vicini quando... perché io sono stato a viaggiare in Russia, voglio dire, no? Mi diceva, io ci sono stato lì, ho fatto il militare, non solo, ma il mio vicino là ci ha lasciato la pelle. E non ce l'ho mica mandato io, sapete, ce l'ha mandato Mussolini, sia ben chiaro. Prima le polemiche sulla festa dell'Unità d'Italia, poi i soliti distinguo per la celebrazione del 25 aprile, senza dimenticare gli attacchi ormai storici all'inno e al tricolore. Va una fossa e la montagna. Ciao, bella ciao, bella ciao, cava una fossa nella montagna alla sombra di una flor. Así la gente cuando la vea, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución.
080 060. Questo numero mi è costato tante di quelle botte che neanche se le immagini. Un ragazzi non zeczi, in tedesco. Stop il 10, 0 c'è 10, in polacco. Sempre botte, perché lo imparavi. Io auguro a tutti quanti, a tutto il mondo, di non sognare mai ciò che accadde in quei lager e ciò che i miei occhi furono costretti a vedere. Vedere impazzire uomini per la fame, mangiar topi per la fame. Io che ne avevo il terrore. Vedere gruppi di ragazze appena adolescenti che piangendo venivano avviati nei bordelli a soddisfare le voglie sessuali delle SS. Vedere il pianto accorato dei bambini che venivano strappati dalle braccia delle loro madri. Vedere gli occhi delle loro madri. Erano aridi, non avevano più lacrime. Gli avevano tolto i figli. Vedere picchiare vecchi, malati, donne in stato interessante e vedere centinaia di bambini che, ignari del loro destino, venivano portati nelle camere a gas. Quando uno si sofferma un tantino, per esempio io qualche mattina vado in chiesa, vado a ringraziare il Signore e passano dalla mia mente tutte le atrocità che ho avute, che ho sentito, che ho visto, e ringrazio sempre il Signore di avermi dato la vita. È uno degli ultimi sopravvissuti dell'Olocausto, Aurelio Carpinteri, 95 anni, di Floridia in provincia di Siracusa. Ha conosciuto l'orrore dei campi di sterminio. Era un caporale dell'esercito, fu preso prigioniero a Torino e portato nel campo di concentramento nazista di Mauthausen, dove si perdeva la dignità e si conviveva fra mille atrocità e sevizie. Lui là era soltanto un numero. Io mi chiamo Tizio, no? Tu ti chiami 58.776, il tuo nome non esiste più. Là la vita tutti i minuti si rischiava, perché là si moriva, veniva uno, ti dava un colpo. E le sevizie che ci facevano per farci parlare, guardami dappertutto. Quando sono venuti gli americani a liberarci, hanno visto questi poveri relitti umani e hanno detto: questi poveri relitti umani non sopravviveranno alle pene subite. I cadaveri di 15 partigiani trucidati dalle brigate. Ettore Muti aveva 16 anni. E che pensò in quel momento? Che era ora di fare qualcosa, di andare con i partigiani in montagna. Quando è che ha capito che la guerra l'avevate vinta voi? Quando ci siamo trovati faccia a faccia con i tedeschi, loro armati di mitra, hanno avuto paura loro. E voi eravate dei ragazzini? E voi le armi ce l'avevate? No, le mani in tasca avevamo. Cioè facevate finta di avere le pistole? Cos'era la giustizia per lei e cos'è oggi la giustizia per lei? Oggi non c'è più la giustizia. Perché? Abbiamo fatto la guerra. Ci siamo liberati dello straniero, ma abbiamo ancora i fascisti in casa. Lo pensa davvero? Questa è una democrazia? Ma che democrazia? Doveva cercarla la democrazia. E tenete duro. Voi che siete giovani, portate avanti la resistenza. I partigiani invecchiano e la memoria deve vincere una costante battaglia con l'oblio o con il revisionismo.
Una delle storie del Niguarda è diventato uno spettacolo teatrale premiato dal presidente Napolitano, ricorda una donna. Il nome di Battaglia Lia, che venne uccisa il 24 aprile, il giorno prima della liberazione, qui in via Graziano Imperatore, da un camion di nazisti sulla via della fuga, mitragliano e lei, incinta di 8 mesi, viene colpita al seno e al ventre. Cessa il vento, calma la bufera. Luigi Pestalozza è un importante storico della musica, è entrato nella Resistenza il giorno del suo 16° compleanno. Lascio da parte la stupidità, ma della cultura della morte che era la base del fascismo. Da Balilli i moschettieri ci mettevano il teschio in testa e tutti vestiti di nero e ci facevano cantare "Ce ne freghiamo di della galera, ce ne freghiamo della brutta morte". Questo era il fascismo. Cito una delle lettere dei condannati a morte della Resistenza, in cui dice: abbasso il fascismo e viva la libertà dei popoli. Questa era la Resistenza, questo era l'antifascismo. Non viva la libertà d'Italia, dei popoli, di tutti i popoli. Che vuol dire essere antifascisti? Il fascismo non c'è più. Il fascismo non c'è più, però il fascismo non è morto nel cuore di tutti, come dovrebbe, perché il fascismo non è solo quello in camicia nera, il fascismo è anche autoritarismo, è anche negazione delle regole, negazione delle istituzioni. Lei vede dei segni negativi in questo paese oggi? Molti segni negativi ne vanno. Ai giovani cosa vorrebbe dire? Io continuo a ripetere continuamente: uscite dall'indifferenza, informatevi, cercate di conoscere, di farvi un'idea e soprattutto cercate di conoscere la Costituzione e di conoscere i principi veri su cui si fonda il nostro Paese e cercate di farli valere. Questa è la speranza che abbiamo per il futuro, ma è una speranza che io ce l'ho. Oggi la nuova resistenza in cosa consiste? Ecco l'appello ai giovani, di difendere queste posizioni che noi abbiamo conquistato, di difendere la Repubblica e la democrazia, e cioè oggi ci vuole 2 qualità, a mio avviso, cara amica: l'onestà e il coraggio. L'onestà, e quindi l'appello che io faccio ai giovani è questo, di cercare di essere onesti. Prima di tutto la politica deve essere fatta con le mani pulite, non ci possono essere, se c'è qualche scandalo, bravo, se c'è qualcuno che dà scandalo, se c'è qualche uomo politico che approfitta della politica per fare i suoi sporchi interessi, deve essere denunciato senza nulla. Io ai giovani questo io dico e martello su questo punto: costituiscono l'avvenire del popolo italiano. Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile che vale, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Bisogna che la libertà sia unita, la giustizia sociale, sono un binomio inscindibile. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire. Ma siate sempre tolleranti. Sì, lottate con la passione con cui ho lottato io e lotto ancora oggi, nonostante gli anni, per le vostre idee e per questi principi. Ma io vorrei che voi teneste presente un ammonimento di un pensatore francese, ammonimento che io ho sempre tenuto presente alla mia mente e al mio animo. Dico al mio avversario: io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente. Ecco. Questo non è il paese per cui noi abbiamo lottato durante la Resistenza. Io ho 99 anni. E non voglio morire sotto Berlusconi. In ogni caso, buon 25 aprile Italia.